Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite la dottoressa Anita Cacitti, che è responsabile del progetto Diamo Peso al Benessere. L'abbiamo raggiunta via Skype. Buongiorno dottoressa Cacitti. Buongiorno, buongiorno e grazie per questo spazio al Diamo Peso al Benessere e al problema dell'obesità. Grazie davvero. Ecco, Anita Cacitti, l'associazione aveva cominciato a crescere ulteriormente, quindi avevate creato ulteriori punti di ascolto, momenti di ascolto, però ulteriori gruppi. Ma il Covid non vi ha consentito chiaramente di poter portare a termine, perlomeno così di persona, questi progetti che avevate messo in piedi. Voi seguite comunque le persone attraverso computer, attraverso Skype, anche se c'è qualcuno che magari si presenta da voi, viene lì in presenza, lo ricevete ugualmente, magari da solo. Certo, noi non abbiamo mai smesso di lavorare lungo questo tempo, cioè nel senso che abbiamo cercato di condurre i gruppi, anche se pur piccoli, nel massimo rispetto delle norme, per cui da 17, 15 persone siamo arrivate a 6 e lo abbiamo fatto con continuità, tranne il mese di dicembre perché c'è stato un problema di salute per gli operatori e adesso abbiamo sospeso questa settimana, ma abbiamo comunque lavorato sempre in remoto, abbiamo sempre lavorato a livello anche di collaborazione con il Dipartimento, con altre associazioni, nel senso che in questo tempo c'è stato un aggravarsi delle casistiche, delle situazioni, cioè veramente credo che questa chiusura abbia messo insieme paure, ansie, solitudine, isolamento e situazioni di coppia molto gravi, per cui davvero non abbiamo mai smesso. Abbiamo sospeso la settimana scorsa, abbiamo appena aperto uno a Udine e uno a Codroico. Gli altri due gruppi che stavamo così conducendo li seguiamo online e abbiamo inserito in questo tempo alcune innovazioni proprio per la gravità della situazione. E questo mi permette di sottolinearle quanto il problema dell'obesità sia davvero un'ossessione per le persone. Mai come adesso non abbiamo visto così un aggravarsi, no? Anche di aumento di peso, la chiusura ha fatto sì che il cibo diventasse una copertura per tante cose e questo ha acuito, no? Il senso, lo stigma verso queste persone. Abbiamo scoperto situazioni veramente molto gravi di obesità severa, eccetera, eccetera, che stavano in casa e non uscivano allo scoperto, per cui non avevano nemmeno l'invalidità, insomma situazioni davvero molto gravi. Questo è il nostro quadro oggi. Una situazione abbastanza pesante, se vogliamo, no? Una situazione pesante anche perché ci sono tanti obesi nella nostra regione, però magari avrebbero bisogno di essere aiutati maggiormente. Almeno è questo che mi spiegava ed è per questo che è nata anche diversi anni fa la vostra associazione. Certo, certo. Ecco, una parola, se posso dirle, noi abbiamo attraversato le persone con qualcosa di alternativo alla parola dieta, che è un po' la privazione, l'alternativa che viene offerta in genere, facendo attraverso il self-empowerment un lavoro di cambiamento, di trasformazione della persona. Quindi non abbiamo lavorato sul sintomo, ma sull'insieme della persona intera, ecco. Sento molto, non la sento. E questo attraverso il self-empowerment che ha attivato una valorizzazione di tutte le risorse delle persone, dei loro talenti e quindi ha tolto la delega al professionista, alla dieta, al chirurgico a favore di un cambiamento, di una trasformazione che vede la persona soggetto. Cacitti, lei mi spiegava,
Non so se lei mi sta sentendo perché abbiamo problemi di collegamento. Ecco, lei mi spiegava che nel mese di dicembre in teoria avete dovuto bloccare, ma anche per motivi suoi di salute, perché anche lei è stata testimone di quella che è la situazione, di quella che era cioè a dicembre la situazione in ospedale. Che cosa ci può dire di questa esperienza? Sì. È vero, sono stata ricoverata 2 volte a dicembre e devo dire che a parte il personale squisito, umano, eccetera, è stata un'esperienza molto complessa che mi ha fatto vedere comunque nei miei compagni di viaggio molte persone obese, con problemi respiratori, con la necessità di essere assistite in un modo particolare, ed è anche per questo che le sono grata di questo intervento, perché io credo che l'obesità rappresenti davvero un rischio molto più grande di ammalarsi di Covid, e lo stanno dimostrando tutta una serie di pubblicazioni in questo momento. E inoltre anche gli obesi hanno una resistenza al vaccino, quindi credo davvero che sarebbe importante, no, lavorare per dare a queste persone degli strumenti, a tutte le persone degli strumenti, per rendersi conto di quanto la salute sia il bene più prezioso. Ecco, questo è quello che posso dire. Noi continuiamo a rispondere online a una marea di richieste, perché i servizi pubblici purtroppo per difficoltà, insomma, non danno risposte. Noi rispondiamo nel modo più, come posso dire, nel modo in cui possiamo essere più efficaci, ecco. Bene, dottoressa Caciti, mi rendo conto che stiate operando, no, fra mille difficoltà. Io a questo punto chiuderei il collegamento con la dottoressa Anita Caciti, ricordando che è responsabile dell'associazione Diamo Peso al Benessere. E vorrei chiudere anche ricordando il numero di telefono al quale rivolgersi in caso appunto di problemi di obesità. È il 340 289 1151. Dottoressa Caciti, la ringrazio per essere stata con noi. Grazie infinite, grazie a voi per questa attenzione, grazie, a nome di tutti. Saluto a tutta l'associazione Diamo Peso al Benessere e un saluto e un ringraziamento per averci seguito anche ai nostri telespettatori. Ci vediamo la prossima settimana con Family, Salute e Benessere.